Federico Pizzarotti e Patrizia Bartelle hanno certamente un punto in comune. Sindaco di Parma lui, consigliera regionale veneta lei, entrambi hanno lasciato delusi il Movimento 5 Stelle ed ora si ritrovano insieme nel nuovo partito fondato dal primo cittadino emiliano, Italia in Comune, che ha appena inaugurato le sue sezioni veneta e padovana. Patrizia Bartelle, poliziotta in aspettativa, già in manifesto disaccordo con la linea ufficiale del gruppo guidato in regione da Jacopo Berti, oggi probiviro del movimento, che ne aveva già annunciato l'espulsione assieme a quella del capogruppo a Rovigo Ivaldo Vernelli, che aveva partecipato all'assemblea di Italia in Comune, ha anticipato tutti lasciando autonomamente il movimento. Pizzarotti ringrazia e allarga il numero di amministratori tra le sue file. Berti, come dire, il ruolo che si è ricavato all'interno del 5 Stelle è sicuramente di uno yes man che, voglio dire, adesso in questo ruolo non dico di esorcista ma di inquisitore, voglio dire, tende a epurare, ma una frase del passato che ben si sta adeguando anche a Di Maio in questi giorni è: c'è sempre uno più puro che ti epura. Questo è valso per tante persone all'interno del Movimento 5 Stelle, quindi nessuno è esente, serve essere realisti, serve essere anche, come dire, inclusivi e dialoganti. Alla presentazione della sezione d'Italia in Comune a Padova, l'ingresso di un consigliere regionale che esce proprio dal gruppo 5 Stelle, quindi il raccontare anche la crescita di Italia in Comune, che in questo viaggio che è iniziato il 15 aprile di quest'anno in tutte le regioni italiane per aprire sezioni, per incontrare i cittadini, per incontrare i territori, insomma dà l'idea che è un partito, perché non cominciamo a chiamare le cose col suo nome, che sta crescendo. Una delusione l'ha portata fuori dal Movimento 5 Stelle di opposizione, del Movimento 5 Stelle di governo, cosa pensa? Ma penso che stiano continuando a fare opposizione, a non prendere in realtà posizione su tanti temi importanti per la nostra nazione. Continua la politica del no sul giornale, mentre di fatto sta diventando una politica del sì a tutto a livello pratico, pensando alla TAV, pensando alla TAP, pensando a tante opere di cui si sono sempre vantati, di cui hanno sempre sfruttato i voti, ma nel medio-lungo termine le persone in Italia non sono stupide, possono essere illuse una volta, come è avvenuto per i 5 Stelle e come sta avvenendo per la Lega, ma nel lungo termine, quando vedono che i problemi reali non sono affrontati, poi lo capiscono.